Buongiorno cari amici e bentrovati con un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave in blu. Oggi a farvi compagnia ci sono io, Martina Reolon. Siamo a lunedì 4 gennaio 2021 e andiamo subito a dare uno sguardo alle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Ovviamente le tematiche che la fanno da padrone in questa edizione sono il maltempo che ha imperversato anche negli ultimi giorni sulla provincia di Belluno e l'emergenza coronavirus. Andiamo quindi alla prima del Corriere delle Alpi. La grande nevicata, maltempo, arrivano i rinforzi, questo è il titolone in prima. Esercito, ma anche vigili del fuoco e tanti volontari dal Triveneto per liberare la provincia dalla neve. C'è un approfondimento da pagina 20 a pagina 23. Ora la priorità è salvare i tetti. Zaia, firmo lo stato di crisi. Dal ministro D'Inca all'assessore regionale Bottacin fino al nuovo prefetto Sergio Bracco, tutti in sopralluogo nei paesi dell'Alto Bellunese messi in ginocchio dalla nevicata e questo è un articolo che riguarda sempre Maltempo che è a pagina 21. Da Santo Stefano a Danta di Cadore, cammini ostruiti, anziani al gelo, il Comedico è in ginocchio, è stata l'area più colpita della provincia di Belluno e c'è anche l'allarme, fate attenzione, le valanghe sono in agguato e a parlare è il responsabile del centro di Araba che mette in allerta gli amanti della montagna. E c'è anche una grande foto di copertina che si riferisce sempre alla tematica maltempo. La copertura del distributore Esso all'ingresso di Santo Stefano ha ceduto sotto il peso della neve. Per chi ci segue in video, può appunto vedere come la neve pesante, tanta, abbia sfondato letteralmente il tetto del distributore. Cambiando argomento e parlando di coronavirus, la seconda ondata stretta in vista, Veneto avviato verso la fascia arancione, è una tematica di cui si parla ormai da diversi giorni, visto che è il Veneto, la regione che si trova nelle condizioni più critiche in questo momento. E poi ancora, sempre dalla prima, ospedale San Martino, V-Day, parliamo delle vaccinazioni anti-Covid, 168 medici in fila al drive-in per il vaccino e si parla di un giorno storico con il virgolettato. Economia bellunese, fagioli e la Sest, 6 assunzioni e tanto ottimismo per il 2021, quindi una testimonianza da un'azienda, da un'impresa del territorio bellunese, in questo caso la Sest di Limane, parla fagioli. Andiamo quindi subito a pagina 20 per affrontare quella che è la tematica maltempo che è al centro delle cronache. Siamo a pagina 20. Neve in Comelico, i danni maggiori, decine di interventi per salvare i tetti, in azione Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Protezione Civile, Veneto Strade al lavoro per riaprire i passi di montagna. È caduta tantissima neve e lo scrive anche Paola Dallanese nel suo articolo. Finita la grande nevicata, ieri è stata la giornata dedicata agli interventi per rendere percorribili le strade, per liberare i tetti delle case dalla neve, dai controlli statici, ma anche delle verifiche dei versanti per scongiurare il pericolo valanghe. La giornata è iniziata prestissimo per l'imponente macchina dei soccorsi, composta da vigili del fuoco, soccorso alpino, volontari della protezione civile e personale di Veneto Strade. Decine e decine le persone che hanno lavorato tra Cadore, Comelico e Gordino. A Santo Stefano è stato aperto anche il centro operativo misto. Una quarantina gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco, alle 16 erano in corso e 43 attendevano. Altri 16, erano in corso e 43 attendevano di essere valutati, quindi un centinaio in totale di interventi. A Cortina i pompieri hanno liberato il tetto delle scuole materne e delle elementari dalla neve per poi passare alla messa in sicurezza della copertura della stazione dell'ex ferrovia e del campanile di un'antica chiesetta ad Alverà. Da ieri sera sono presenti in provincia una ventina di uomini della colonna mobili dei Vigili del Fuoco della Lombardia, squadre del Soccorso Alpino, una cinquantina di volontari dell'ANA del Triveneto e una ventina di operatori dell'Esercito. E ieri sera sono arrivati anche 10 militari del Friuli Venezia Giulia con 3 pale gommate, 3 mezzi ribaltabili e una piattaforma. A questi si aggiungono volontari e mezzi attivati dalla provincia, 4 mini pale, un camion, una cesta e una mini pala cingolata e un autocarro. Oggi arriveranno 25 volontari dei Vigili del Fuoco di Trento con mezzi e una fresa, ha detto Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale alla Protezione Civile. Le maggiori criticità, come dicevamo, sono state registrate nei 5 comuni del Comelico, dove hanno operato una trentina di vigili e una decina di mezzi speciali tra autoscale, frese, pale gommate e altri mezzi per il movimento terra. In azione anche il soccorso alpino, come abbiamo già letto. Non sono mancati interventi sui tetti anche ad Auronzo, Cibiana, Lorenzago e Valle del Biois. A Canale d'Agoro la Valle di Garessi mattinata era isolata per rischio valanghe.
E poi è stata un'altra giornata impegnativa anche per le maestranze di Veneto Strade, impegnate a mantenere transitabili le strade principali. Disagi per i pendolari dei treni che hanno subito delle cancellazioni. Oggi sarà un'altra giornata di passione. E nell'articolo, nel taglio basso di pagina, firmato da Gigi Sosso, c'è il parere dell'esperto dell'ARPAV Gianni Marigo. L'emergenza è finita, adesso occhio alle valanghe. L'emergenza meteo è finita, scatta il rischio valanghe. La forte ondata di maltempo è terminata ieri mattina con le ultime precipitazioni, ma per l'intera scorsa settimana gli accumuli di neve sono stati talmente abbondanti da far seriamente temere dei distacchi. E dal suo osservatorio di Arabba, Gianni Marigo, responsabile del locale centro valanghe, può fare un primo bilancio. Fino alla mattinata di ieri ci sono state delle precipitazioni anche abbondanti e venti anche molto intensi. La situazione è destinata a migliorare, però la preoccupazione è quella del distacco di valanghe. Non ci sono segnali che facciano pensare che l'emergenza meteo non sia finita, anche se ovviamente siamo sempre in inverno. C'è da aspettarsi la caduta di valanghe, avverte Marigo, con tutta la neve che si è accumulata. Tutto questo è abbastanza normale, quindi massima attenzione. E ancora siamo a pagina 21, in arrivo l'esercito e altri rinforzi per dare una mano alla montagna. L'assessore regionale Bottacin ha detto: mobilitati militari, pompieri e protezione civile, e Zaia è pronto a firmare la richiesta di stato di crisi. In questo caso l'articolo è di Francesco Dalmas. Per fortuna non nevica più, inizia così l'articolo. Medi somma urgenza, sgomberare la neve dai tetti, in particolare dai camini, oltre che dalle strade, prima che ghiacci. E se arrivasse la pioggia, prima delle temperature polari, centinaia di case, le più antiche, rischierebbero di rimanere prive di copertura. Ecco perché per tutta la domenica si sono moltiplicati i vertici tra la prefettura, la protezione civile, i sindaci, il vertice nazionale della stessa protezione civile, con lo scopo cioè di far accorrere in Comelico, nell'Alto Bellunese, almeno 1 migliaio di uomini tra vigili del fuoco, volontari di Padova, uomini del soccorso alpino, quindi di sgaggiatori e soprattutto tante frese, magari piccole, per pulire le strade più strette. Un bilancio è stato fatto dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin ieri sera, dopo aver sentito il capo nazionale Angelo Borrelli. La situazione peggiore è in Comelica, Auronzo e Cibiana, dice Bottacin, e appunto è stato attivato anche l'esercito che porterà il suo aiuto. La situazione più complessa è in Comelico, dove è stato attivato il COM, riferisce ancora Bottacin. La regione è presente al COM con il funzionario Mariani per il coordinamento di tutte le strutture regionali e dei volontari di protezione civile. Sono stati attivati tutti i volontari di protezione civile abilitati ai lavori in quota per rimuovere la neve dai tetti, in particolare Soccorso Alpino e ANA. Il capo di dipartimento ha attivato l'esercito con destinazione Auronzo Comelico, continua Bottacin, idem il capo di dipartimento Vigili del Fuoco, con mezzi provenienti da Emilia e Lombardia. Quindi in tanti arrivano per dare una mano alla montagna decisamente messa in ginocchio. E la situazione peggiore, dicevamo, è appunto in Comelico, camini ostruiti, anziani al freddo, spente le stufe in tutto il Comelico, volontari e vigili del lavoro per liberare i tetti delle case, impossibile usare il riscaldamento con i comignoli ricoperti. Quindi questa è anche una problematica, come si legge nell'articolo di Francesco Dalmas. In trincea perfino sul tetto di casa. Ho dovuto bucare 1,20 m di neve per far strada ai disgaggiatori, peggio che nell'inverno 2013-2014, quando arrivò l'esercito, racconta Davide Zandonella Necca di Padola. Una giornata di lavoro per ogni tetto in 2 o 3. Per tutta la domenica Zandonella ha coordinato la bonifica del tetto dell'albergo di famiglia a Padola, un lavoro delicatissimo. La grande paura di queste ore, in Comelico come altrove, è quella dei camini. Non si possono accendere le stufe, è pericolosissimo perché la neve fa da copertura. Ho ricevuto numerose segnalazioni che come comune abbiamo passato ai vigili del fuoco e alla protezione civile, fa sapere Daniele Zandonella Necca, consigliere di Santo Stefano di Cadore. Già ci sono stati degli interventi per togliere la neve almeno vicino a quei camini, in modo che gli anziani possano riscaldarsi e utilizzare la cucina economica. Siamo stati raggiunti da telefonate anche da parenti di questi anziani, magari residenti fuori valle, per convincere i loro cari a non mettersi in pericolo, magari tentando di salire sulle coperture con il rischio di cadere. Questo approfondimento è arricchito da molto materiale fotografico. In Valle del Boite, disagi pesanti, ripristinata la corrente dopo il guasto al traliccio. E ieri mattina a Sappada il recinto rimane aperto, il gruppo di asinelli si fa un giro per il paese, si legge nell'articolo di Gianluca De Rosa.
e a Sovramonte, in questo caso ci spostiamo nel Feltrino, è crollata la tettoia degli animali, mucca morta a Sovramonte appunto. Il bovino è rimasto schiacciato nella costruzione di legno e la miera collassata. A Lamone è stata chiusa la strada San Donato Costa, a Feltre disagi nelle frazioni alte, quindi diverse problematiche anche nel Feltrino, come si legge nell'articolo di Stefano De Barba, e la foto mostra lo sgombero delle piante cadute sulla strada comunale di Vignui. Anche in questo caso sono stati mobilitati i volontari della protezione civile Ana Feltre e sono arrivati anche i vigili del fuoco. Nell'articolo si legge la cronaca da Sovramonte, Lamon, Feltre e Pedavena. In Agordino numerose valanghe e lupi in strada, ma la conca ha retto. L'Agordino regge bene la copiosa nevicata degli ultimi giorni, scrive Gianni Santomaso. In vallata infatti non si registrano grossi problemi, eccezion fatta per qualche turista che viola le regole e che per le valanghe che potrebbero scendere nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il Cadore, lavoro senza sosta per ripulire le strade in centro Cadore, dove da ieri mattina pioggia e neve non cadono più. Chiudiamo la parentesi maltempo e andiamo a leggere le notizie che riguardano il coronavirus e quello che ci attenderà anche sul fronte dei provvedimenti. Siamo a pagina 2, nuova stretta per l'Italia, chiusura nel weekend, ma si tratta sui negozi. Oggi è zona arancione in tutto il paese, il governo si muove, preoccupano i contagi. Entro venerdì saranno decise le nuove fasce, rischiano Calabria, Liguria e Veneto, come dicevamo appunto. Il Veneto molto probabilmente sarà in fascia arancione. Adesso andremo a leggere proprio le notizie che riguardano il Veneto nei particolari. Le misure in arrivo riguardano la ristorazione, breve apertura per i bar, negozi dal 7 orario lungo. Da giovedì 7 gennaio bar e ristoranti potrebbero riaprire al pubblico, ma sempre con l'obbligo di chiudere alle 18. Niente palestre e piscine e lo sci riparte il 18 gennaio, dopo lo slittamento dell'apertura delle piste che è stato stabilito da un'ordinanza firmata sabato scorso dal ministro della Salute Roberto Speranza. Andiamo a leggere appunto la notizia che riguarda il Veneto, le notizie che riguardano il Veneto sul fronte coronavirus, siamo a pagina 6 in questo caso. La seconda ondata non dà tregua, il Veneto si avvia all'area arancione. Il governo ritiene insostenibile la permanenza in fascia gialla, tra le ipotesi la modifica della soglia RT per inasprire i divieti, la soglia quindi di contagio. Filippo Tosatto, l'articolo, l'andamento epidemiologico del Veneto stride con la permanenza dell'area gialla di rischio moderato. Ancor più l'indice RT stimato attorno all'1,1 rivela che la sospirata decrescita del contagio non ha ancora imboccato la curva discendente. In tali condizioni la prospettiva realistica è quella di una ricollocazione della regione nella più restrittiva fascia arancione a partire da 7 gennaio, allorché scadrà il decreto che ha sancito il lockdown alternato del paese nelle festività. È ciò che trapela dalle conclusioni del vertice di Palazzo Chigi in mattinata, che è stato riunito in mattinata. Come è ovvio, la discussione ha investito l'intero arco delle regioni. Se al momento Veneto, Liguria e Calabria destano maggiore preoccupazione, anche Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia e Marche denunciano un allarmante incremento di casi. A complicare ulteriormente un quadro già confuso e frammentato è la procedura della definizione di rischio, affidata alla cabina di regia governativa all'esito dell'algoritmo adottato dall'Istituto Superiore di Sanità. Il modello matematico, ispirato a 21 indicatori scientifici, non consente margini di trattativa ed è condizionato a parametri oggettivi. Il citato RT, ma anche la dotazione di terapie intensive e la capacità di tracciamento dei soggetti positivi. Ebbene, a dispetto delle previsioni, un'applicazione asettica del modello oggi ribadirebbe il grado giallo al Veneto, stante la capacità del suo sistema sanitario di curare i malati, effettuare il testing di massa e assicurare la biosorveglianza dei positivi. Così l'ipotesi circolata nella riunione è di modificare i criteri del fatidico algoritmo abbassandolo a 1 rispetto all'1,25 attuale, abbassando quindi a 1 la soglia di RT oltre la quale la correlazione diventa automaticamente arancione. Quindi è questa l'ipotesi che si prospetta per il Veneto, e infatti c'è un boom di contagi sul lavoro anche in Veneto. Nel Veneto si parla di contagi, sono attestati 3.000 contagi al mese. Andiamo in provincia di Belluno e parliamo sempre di coronavirus e in questo caso del vaccino anti-Covid. V-Day in 168 al drive-in dedicato ai medici. Grande adesione dei professionisti. Lorenzoni, dopo mesi in difesa, ora siamo noi ad attaccare questo virus, e ci sono le foto che mostrano gli operatori sanitari che si sono recati a fare il vaccino.
I medici del territorio dicono sì al vaccino anti-Covid e si preparano in massa e si presentano in massa al V-Day che l'USL Dolomiti ha organizzato proprio per loro all'ospedale San Martino. Sono stati 168 i medici di famiglia, medici delle USCA, guardie mediche, pediatri di libera scelta e specialisti che si sono dati appuntamento ieri mattina al drive-in di Belluno. In lista ce n'erano 223, ma una ventina non è riuscito a scendere per il maltempo. Per loro ci sarà un nuovo appuntamento. In fila, in ordine d'orario, tutti si sono sottoposti con speranza e convinzione alla vaccinazione con l'intento di fermare il virus. Leggiamo qualche testimonianza, per esempio c'è la direttrice dell'ospedale di Feltre, Marianna Lorenzoni, che dice: è un giorno bellissimo. Finalmente possiamo partire all'attacco per sconfiggere questo virus. C'è poi anche un altro medico, un giovane medico di famiglia di Feltre, Marco De Bastiani, che dice il vaccino è qualcosa di nuovo, però ritengo che eventuali effetti collaterali di poco conto non valgano quanto i problemi che possono sorgere con il coronavirus, appunto. E tra i primi a vaccinarsi ieri anche Sandro De Colle, direttore del distretto di Belluno, in prima linea in questi mesi nella gestione dei focolai nelle case di riposo. Sono contento perché ho visto molta adesione da parte dei professionisti del territorio. Molti per riuscire a venire, continua De Colle, si sono dovuti spalare la neve davanti la strada di casa. Ecco quindi alcune riflessioni, alcune testimonianze, e poi c'è una riflessione, la testimonianza di un medico in trincea, storie dal Cadore. Per chi è ancora scettico verso il vaccino, dice: a parlare sono i morti, serve un'informazione corretta e la fiducia nella medicina. C'è questa testimonianza di Enzo Bozza per chi fosse interessato e volesse approfondire. Chiudiamo la pagina coronavirus e andiamo a vedere altre notizie che riguardano il resto del territorio bellunese. Leggiamo una notizia che riguarda Feltre, prima poi di passare al Gazzettino. In questo caso si va in municipio, al personale del comune ora pensa l'Unione Montana. Il comune ha aderito al servizio associato per la gestione della parte burocratica, buste paga, contributi, imposte. Le pratiche verranno sbrigate in via Rizzarda. Si tratta quindi di un nuovo accordo tra comune e Unione Montana che esternalizza all'ente di via Rizzarda una serie di compiti ripetitivi della gestione del personale comunale, come la preparazione delle buste paga o delle ritenute fiscali, e questo accordo segna un nuovo passaggio della riorganizzazione interna del municipio. Il patto tra i due enti del territorio è diventato operativo con l'inizio dell'anno. Passiamo al Gazzettino, come anticipavo, e andiamo subito a leggere quella che è la prima pagina. Scuola, riapertura in bilico. Il Gazzettino del Nord-Est, edizione del Nord-Est, dedica appunto l'apertura alla tematica scuole. L'allarme del CTS è pericoloso in alcune zone, i governatori sono in trincea per il rinvio, e per quanto riguarda le misure, il Veneto e altre 5 regioni verso una nuova stretta, quello che leggevamo prima, la possibilità che il Veneto rientri in fascia arancione. E poi c'è un'intervista al presidente dell'Ordine dei Medici del Veneto che dice: sospendere medici e operatori sanitari che rifiutano il vaccino. Questa è la sua dichiarazione. E poi c'è una foto, che è la foto di copertina dedicata al maltempo che ha provocato tanti danni nel Bellunese. Andiamo proprio a pagina 2 per leggere la notizia che riguarda la scuola, il tema della ripartenza. Scuola, allarme del CTS, alcune zone a rischio, regioni in ordine sparso. Vertice con i capi delegazione, il Premier tiene il punto sulla ripresa in presenza, perplessità dalla Campania al Veneto. Sulla scuola il governo tira dritto, la didattica in presenza al 50% deve ripartire dal 7 gennaio. A ribadirlo è stato Premier Giuseppe Conte, insieme al ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e ad alcuni rappresentanti del comitato tecnico scientifico. Dal canto suo però il CTS resta ancora assai cauto sulla riapertura generalizzata e soprattutto solleva dubbi sulla capacità organizzativa messa in campo dalle regioni per riaprire le scuole. Per quanto riguarda appunto le perplessità, andiamo a leggere quello che dice le perplessità del Veneto e del presidente Luca Zaia, che aspetterà gli ultimi dati del monitoraggio prima di prendere qualsiasi decisione, e lo stesso faranno anche altre regioni. Le misure, didattica mista al 50%, solo la metà degli alunni tornerebbe in aula a partire dal 7 gennaio alternandosi con i compagni nel seguire le lezioni da casa.
Previsto un doppio turno, in 11 regioni si entrerà alle ore 8, nelle altre ci sarà un doppio turno con orari 8-14 e 10-16, lezioni da 45 minuti e turni il sabato. Alcune regioni stanno potenziando i trasporti pubblici con un aumento di automezzi per evitare pericolosi assembramenti. Lazio e Campania vogliono aspettare e non rientrare in aula il 7. La prima valuta di riaprire l'11, mentre la seconda ha previsto diversi step fino al 25. Vedremo anche che cosa accadrà in Veneto. Andiamo a leggere l'intervista al presidente dell'ordine dei medici del Veneto. Eccolo qui, infatti, un secondo che ritorno alla pagina, eccola qui. L'intervista a Francesco Noce è il presidente dell'Ordine dei Medici Veneto, che dice, si legge nell'articolo virgolettato, l'ULSS sospende i sanitari che rifiutano di vaccinarsi. La richiesta al presidente Luca Zaia di misure più restrittive a prescindere dal colore deciso a livello nazionale, perplessità sui tamponi nelle farmacie e soprattutto l'annuncio della linea dura nel caso di medici che non vogliano sottoporsi al vaccino. Il presidente della Federazione regionale degli Ordini dei Medici del Veneto, Francesco Noce, di fronte ai numeri che ancora dipingono una situazione difficile, chiede una stretta ulteriore. Servono decisioni forti e coraggiose, dice, se vogliamo sperare in una riduzione dei contagi e dei ricoveri. Già prima delle feste avevamo sollecitato il presidente Zaia, vista la permanenza del Veneto in zona gialla e visti i limiti dei famosi 21 parametri, di adottare misure più restrittive, come ha poi fatto il governo. Ora siamo convinti che dal 7 gennaio non dovremo certo rimanere zona gialla, ma anzi per almeno 2 o 3 settimane continuare con le chiusure. Novax, complottisti, terrapiattisti, sui social si trova di tutto, dice ancora Noce. Per questo vaccino abbiamo garanzie scientificamente provate di sicurezza ed efficacia e intanto si stanno sperimentando ulteriori vaccini e nuove terapie. La ricerca sta procedendo. E se qualcuno dovesse rifiutarsi, qualche medico dovesse rifiutarsi di fare il vaccino, Noce sostiene che non verranno tollerati atteggiamenti contrari ai principi deontologici e morali e verranno presi seri provvedimenti contro i medici in attività che rifiutino il vaccino con motivazioni illogiche. Quindi questa la posizione del presidente dell'Ordine dei Medici del Veneto. Andiamo alla prima di Belluno del Gazzettino, dell'edizione di Belluno del giornale. Lotta al Covid, i vaccinati in provincia sono 1300. Ieri le iniezioni ai medici di base e ai pediatri. Andiamo proprio dopo a leggere qualche stralcio da questo articolo. Per quanto riguarda la carenza di personale, fuga degli infermieri dalle case di riposo, in 103 sono passati negli ospedali dell'ULSS Dolomiti, una tematica che era all'ordine del giorno anche nei mesi scorsi, una problematica che preoccupa parecchio le case di riposo. E poi ancora, emergenza neve, arriva l'esercito, lo abbiamo letto prima sul Corriere delle Alpi, le precipitazioni sono state da record come nel 2009 e nel 2014. A Sovramonte crolla una stalla, animali travolti, lo abbiamo visto prima, e in Comelico c'è grande preoccupazione per la tenuta dei tetti. Lasciamo da parte la tematica maltempo che abbiamo ben affrontato prima sul Corriere delle Alpi e diamo uno sguardo alla questione vaccini Covid. Sfiorata quota 1300, Belluno è la provincia che ha usato più dosi, il 54% di quelle disponibili a fronte di una media regionale vicina al 35%. Ieri mattina è toccato ai medici di base e ai pediatri, c'è chi si è fatto ore di auto sfidando anche il maltempo appunto per vaccinarsi. Andiamo avanti, fuga degli infermieri dalle RSA, ecco perché ho scelto l'ospedale. Il maxi concorso indetto dall'ULSS per reclutare specializzati mette in crisi le strutture del territorio. Cosa spinge un infermiere che lavora in una casa di riposo a spostarsi in ospedale? Le risposte sono tante. Ad esempio c'è una testimonianza: ho 28 anni e 2 figli piccoli, Michele e Christian Giacobbe, ex infermiere della casa di riposo di Limana, ora è in medicina Covid a San Martino di Belluno, e spiega che sicuramente a spingerlo a spostarsi dalla casa di riposo all'ospedale c'è una motivazione economica. Il contratto è diverso, attualmente ne ho uno a tempo indeterminato e posso richiedere la paternità che prima con la partita IVA non riuscivo a ottenere. Poi c'è il desiderio di fare carriera. In RSA non ci riesci, spiega, impari molto soprattutto nella gestione delle cronicità, ma in ospedale è tutto amplificato. Se vuoi fare carriera devi spostarti. Poi il nuovo concorso pubblico e un nuovo inizio all'ospedale di Belluno. Il cambiamento non è stato uno shock, racconta, sono una persona che ha bisogno di imparare e di crescere continuamente.
La fuga di massa degli infermieri dall'RSA lascia però completamente scoperti i centri per anziani. È una scelta legittima ma con ripercussioni pesanti per le strutture perché non c'è chi li possa sostituire. È un fenomeno che esiste da sempre, spiega il presidente dell'Ordine degli Infermieri Luigi Pais dei Mori, ma l'emergenza da Covid-19 e la conseguente richiesta di personale nel servizio pubblico rischia di far colossare il sistema sociosanitario nelle case di riposo. Viene lanciata una proposta: perché non inserire elementi di sviluppo professionale anche in ambito clinico, valorizzando percorsi formativi specialistici e rivedendo nel contempo i vecchi modelli assistenziali, essenzialmente basati sulle attività e non sulla gestione dei casi? Di fronte alla recente assunzione di 103 infermieri da parte dell'Ursuno Dolomiti, l'amministratore unico di Sersa, Paolo Santesso, aveva ipotizzato corsi veloci agli OS per sostituire gli infermieri in caso di bisogno. Sono affermazioni che mi preoccupano, conclude Luigi Pais dei Mori. La soluzione non può passare attraverso un illegittimo depotenziamento e dequalificazione dell'assistenza erogata ridotta ad attività da espletare, perdendo di vista il profilo dell'infermiere. È il tempo di agire a tutti i livelli. L'articolo, per chi volesse approfondire, è di Davide Piol. Leggiamo ancora una notizia e poi chiudiamo la rassegna di oggi. Siamo in questo caso a parlare dell'ABM, Associazione Bellunesi nel Mondo. La pandemia tagli i fondi alle migranti, si investa sui social. Il presidente ABM De Bona ha chiesto all'assessore Corazzari di sostenere le pagine web dedicate alla storia dell'emigrazione. L'articolo è di Daniela De Donà. Ad occuparsi di flussi migratori a livello regionale l'assessore Cristiano Corazzari. Il suo primo passo è stato un incontro con tutti i presidenti delle associazioni venete. E a parlare è stato Oscar De Bona, presidente dell'Associazione Bellunese del Mondo. Tra i progetti lanciati dall'assessore Corazzari c'è l'attenzione alle nuove generazioni e la formazione con corsi in lingua e cultura italiana da attivare per il momento a distanza. A Corazzari i bellunesi hanno fatto presente che le associazioni hanno sofferto l'eccesso di burocrazia negli ultimi 2 anni in particolare. Per bandi o progetti ci sono tempi stessi e procedure tanto complesse. Le proposte per partecipare a progetti escono sempre a fine maggio e la comunicazione dell'esito viene data verso i primi di luglio. All'assessore Corazzari ho chiesto anche di sostenere i social network dedicati alla storia dell'immigrazione veneta, al legame con i giovani che ora se ne vanno. Con questo articolo chiudiamo l'appuntamento con la rassegna stampa di oggi. Ci rivediamo domani puntuali alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave e appena dopo in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto grazie a tutti per l'ascolto, un sereno lunedì e un buon inizio di settimana. A prestissimo, grazie.